il signor Marcello di Domenico Attano. La scelta della pallina. Amici sportivi appassionati di hockey su pista, bentornati al Pala Regnani di Scandiano per questa settima giornata, sabato 18 gennaio, Sandro Rainieri e la voce, Alessandra Tirelli alla videocamera. Aspettiamo anche Salvatore Fratello che ci raggiungerà più tardi, presumibilmente nel secondo tempo. Le squadre stanno entrando in pista per fare il saluto di rito al pubblico. Centro Parma Roller Hockey Scandiano in maglia bianca, nonostante giochi in casa con questa formazione. Il capitano numero 1 Matteo Vecchi, con il 5 Nicolo Busani, con il 6 Andrea Stefani, con il 7 Davide Deinite, col 9 Alex Rocca, col 10 Andrea Beato, col 29 Lollo Barbieri, col 77 Santi Herrero, col 55 Riccardo Busani, col 71 Jacopo Raveggi. L'allenatore è ovviamente Enrico Mariotti. Hockey Trissino che si presenta qui a Scandiano con il numero 1 portiere Alessandro Rubega, con il 5 Francesco Tognetti, con il 3 Andrea Tognetti, con l'8 Luca Di Qui Giovanni, col 6 Edoardo Lanaro, col 7 Simone Ceretta, col 9 Gioele Lazzari, con l'11 Edoardo Boscaro, con il 12 Giovanni Lanaro, con il 10 Ray Flaminio, l'altro portiere, l'allenatore Denis Boscaro. Arbitreranno l'incontro Roberto Toti di Salerno, coadiuvato da Marcello Di Domenico al tavolo. Questa partita dei piani alti della classifica che andiamo a leggere, che vede Breganze in testa a 16 punti, Correggio tallona a 14, Valdagno e Trissino coppia vicentina a 9, Scandiano e Seregno a 8, Modena 7, Tiene 5, Bassano e Montecchio Precalcino 4, Mirandola ancora ferma al palo a 0 punti. Ricordiamo la scorsa giornata, il Trissino che ha perso nel derby col Valdagno 8-4, un Valdagno che comunque è una mina vagante di questo campionato, quando potrà contare su Marco Tomba e soprattutto anche Piroli, che ha cambiato, diciamo, categoria. Sicuramente sono delle bocche da fuoco non indifferenti, quindi sicuramente Valdagno può recitare un ruolo da protagonista in questo campionato. Ha iniziato senza questi due giocatori, poi ovviamente che fanno anche parte della prima squadra. Nel derby perso appunto a Valdagno 8-4, il Trissino sconfitta, ma ancora 9 punti, uno in più di Scandiano, che ha vinto però a Montecchio Precalcino, a Montecchio, pista importante, impegnativa, tosta. Scandiano è riuscito a vincere 6-3 in una partita definita anche dal coach Mariotti strana, comunque portata a casa con un primo tempo giocato in maniera, diciamo, più soporifero. Secondo tempo Scandiano un po' uscita alla distanza e ha legittimato questo successo che vale oro, perché vale gli 8 punti in classifica, quindi a ridosso delle prime posizioni. Ricordiamo che quest'anno sono anche i playoff e ci entrano le prime 4 in classifica, che è l'obiettivo stagionale di mister Mariotti. Tanto l'urlo di rito propiziatorio di entrambe le squadre c'entra quasi in simultanea. Scandiano già in pista con il quintetto che andiamo a leggere. In porta ancora confermato Matteo Vecchi, gli esterni Andrea Stefani, Davide Deinite, Andrea Beato e Santiago Herrero. Sappiamo già anche il quintetto del Trissino, che attaccherà da destra verso sinistra dei vostri teleschermi. Un saluto a tutti i tifosi di Trissino e tutti quelli che sono collegati col canale YouTube della Fierce, diciamo Trissino in maglia azzurra quest'oggi, da destra verso sinistra dei vostri teleschermi, con il quintetto, Alessandro Rubega in porta e
gli esterni Francesco Tognetti col 5, con il 6 Edoardo Lanaro, con l'8 Luca Di Qui Giovanni, con il 9 Gioele Lazzari. Da tenere in considerazione le 10 reti di Francesco Tognetti in 5 turni, quindi sarà da stare attenti sicuramente a questo giocatore, ma tutta la squadra che un po' come abbiamo visto negli highlights, ma anche in qualche partita intera, annovera tantissimi giovani e impone sempre un ritmo altissimo in tutte le partite. Vediamo sempre azioni molto veloci e comunque lo testimoniano i 9 punti, che sono tanti per una squadra che in Coppa Italia ha fatto meno bene rispetto all'inizio di questo inizio di campionato. Intanto la partita è iniziata, subito Di Qui Giovanni va al tiro, prima conclusione, finisce fuori, controllata anche da Vecchi, poi riparte Scandiano con Stefani Beato, si presenta da titolare in questa occasione, 10 in maglia bianca, 10 rosso-blu in maglia bianca per questa occasione, lo dicevamo. Quindi prima azione d'attacco di Scandiano, Santiago Herrero che si impapera un po' con il possesso, palla dentro, un po' buttata lì da Tognetti, Francesco, quindi Scandiano ancora buon gioco per il possesso. Bella azione ora di Deinite, attenzione, arriva davanti a porta, poi perde l'attimo, riconquista palla, steso, rigore, caparbietà. La parola d'ordine di Deinite che è mandato con un assist al bacio, veramente un no look di Herrero che ha mandato Deinite, il giocatore Viareggino in porta, ha perso un attimo nel controllo, poi per recuperare le palline è rientrato in area ed è stato steso, quindi subito rigore per Scandiano dopo 56 secondi, già Deinite pronto. Va Deinite, para Rubega, la palla rimane lì, poi Deinite gol, ma l'arbitro ferma tutto, giustamente, perché la palla in mezzo alle gambe, le cosce di Rubega non poteva essere tirata, quindi maledizione che continua. Non ci eravamo ancora arrivati a parlare di tiri diretti, maledizione che continua. Andiamo a aggiornare purtroppo la statistica. Primo rigore di Deinite sbagliato, comunque uno 0 su 2, 0 su 6 su tiri diretti, quindi 0 su 8 totale per Scandiano. Sicuramente maglia nera di questo campionato. Primo fallo per Scandiano, partita molto veloce, già iniziata con ritmi altissimi, già un rigore sbagliato da Deinite, ora va in contropiede Herrero, gran gioco di prestigio con un velo, doppio velo, tiro che finisce sulle gambe di Rubega che era appostato, tiro centrale, doppio velo di Herrero. E ora dall'altra parte subito cercato il primo palo Di Qui Giovanni, poi Stefani bravo a andarla a contrastare e farlo uscire dall'area, ancora Di Qui Giovanni caparbio anche lui nel cercare di entrare in area, poi Stefani ruba palla, un 3 contro 2 per Scandiano, palla per Herrero che se la allunga, questo 3 contro 2 impreciso qua il giocatore argentino che prima è stato autore di un ottimo doppia giravolta, diciamo, prima della conclusione, che è finita centrale, e con la parata di Rubega, già 2 occasioni per Scandiano, 56 secondi, il rigore fallito da Deinite, l'ennesimo per la squadra scandianese, e ancora Scandiano che cerca di prendere il ritmo. Deinite riesce male questo tiro, poi attenzione che cade a terra Di Qui Giovanni, che non protesta, quindi probabilmente è scivolato, e lo stesso capitano trissinese, possesso di pallina, rallenta un attimo il ritmo, scambia con Gioele Lazzari, ancora il capitano per Francesco Tognetti che controlla in maniera errata perché la palla è finita alta e quindi nulla di fatto per questo attacco del Trissino, con Scandiano ancora in possesso di palla con Andrea Beato, scarica per Andrea Stefani, scambiano ancora i due, Beato fungerà da playmaker, attenzione, bella palla per Stefani, bell'assist di Beato, non controllato da Stefani, difficile perché era girato verso la porta avversaria, Stefani quindi ha fatto il possibile per mantenere vivo questa azione di attacco. Si prova ora Herrero che guadagna il centropista in un amen, poi questo era rigore sicuramente perché stecca su stecca, l'abbiamo visto molto chiaro, non protesta neanche la panchina trissinese, altro rigore. Ora va Herrero veramente veloce dalla balaustra a proiettarsi in area, dopo pochi secondi, 2 secondi arrivati in area, poi non è riuscito a tirare perché la stecca è stata colpita dall'avversario, quindi rigore a 22:05. Ancora Herrero, ancora una volta nulla da fare per Scandiano, primo rigore sbagliato anche lui, terzo rigore fallito consecutivo, 0 su 9 tra tiri diretti e rigori, veramente c'è da cambiare qualcosa perché altrimenti si faranno meno punti. L'ha detto tante volte coach Mariotti, portano tanti punti tiri diretti in un campionato, qua i tiri diretti e i rigori qui si continua a non segnare.
stesso rigore, fotocopia, tirato male, dai, diciamo la verità, da tutte e due, non angolati, c'è un po' di paura, ora questo forse potrebbe essere un blocco, non fischiato da Totti, attenzione all'alzo schiacci in uscita di Lazzari, poi Lazzari va a conquistare palle in maniera corretta e quindi Scandiano deve subire ancora un attacco del Trissino, ci prova ora dal lato destro Francesco Tognetti, entra verso la porta, poi De Niter riesce da gran difensore qua ad arpionarlo, forse poteva stare un fallo di squadra per una trattenuta che la fa evidenziare De Niter. Attenzione a questi controlli, ora Stefani alla meglio di Guido Giovanni che qui dorme e regala ancora un possesso scandianese, bella palla di Herrero per la corrente, per la diagonale, corrente in diagonale di De Niter che non riesce a concludere perché era ben controllato. E ancora ora Scandiano che perde palla, la riconquista Edoardo Lanaro che un pochino più lentamente cerca di organizzare un attacco con Lazzari, poi detta i tempi il capitano di Qui Giovanni che cerca di andare sul lato destro, di districarsi da un gran difensore come Stefani che riesce a impedirgli l'alzo e schiaccio insieme a Vecchi, poi Stefani riparte, tallonato da Di Qui Giovanni, ancora Stefani, grande azione di Stefani, cerca di colpire, prende il palo, grande finta di corpo di Stefani in questo caso, bravo a mandare al bar l'avversario, a concludere bene su un coperto. Rubega ha colpito il palo, sfortunato qual 6, maglia bianca del centro Palmer, Roller Hockey Scandiano che sta giocando comunque, sta cercando di impensierire con un gran ritmo. Attenzione, Herrero prende velocità, poi alla meglio Lazzari a incunearsi in questa azione, in questa zingarata, in azione di attacco, poi Beato cerca un alzo schiaccio, arriva davanti alla porta, conclude, ci arriva Rubega in doppio intervento, questa poteva essere una grossa occasione, lo è stata. Beato che si è avvicinato in area, va detto che Scandiano riesce ad attaccare centralmente, riesce più volte a presentarsi qua. Totti vede una palla fermata sulla balaustra da un pattino, applaude Enrico Mariotti in panchina, contento delle iniziative di Scandiano, che però non è riuscita a concretizzare 2 rigori, veramente questo è un grosso tallone d'Achille per queste conclusioni che potrebbero portare a tanti punti, c'è rammarico per questo, si dovrà correre a rimedi per realizzare questi benedetti rigori, queste benedette punizioni di prima. Dalla distanza cerca la conclusione di Lazzari, ci arriva in qualche modo Matteo Vecchi, va in attacco ora Beato, nulla da fare, quindi si rientra. Stefani cerca di liberarsi di Andrea Tognetti che intanto è entrato in pista al posto di Luca Di Qui Giovanni, quindi riparte ora il Trissino, questa prima sostituzione della gara con Lazzari, scarica per Edoardo Lanaro, ora Andrea Tognetti, molto fisicati Francesco Tognetti, alti, robusti, quasi robusti diciamo, comunque di buona stazza, si ricordano il nostro Herrero come fisicamente sono e quindi contrastano, li vediamo belli tosti a marcare. Ora De Niter è favorito da un rimpallo, poi ferma l'azione Roberto Totti. Subito un colpo, Francesco Tognetti deve uscire e quindi Dennis Boscaro manda in pista Simone Ceretta con il 7, deve andarsi a fare medicare Francesco Tognetti, è stato chiesto l'attenzione dei sanitari, speriamo che non sia nulla di grave, ci va con le sue gambe ovviamente, ha bisogno, probabilmente non abbiamo visto bene a dire la verità, vedo che si guarda una gamba, lo terremo sott'occhio. Ora cerca iniziativa personale, Herrero scarica per De Niter e conclude 2 volte, Rubega sulla seconda, molto bravo a respingere ancora Scandiano che martella in area avversaria. Tante conclusioni centrali permettono, le entrate centrali chiudono poco, il giocatore di Dennis Boscaro, poi la palla rimane, attenzione, Herrero non riesce a tirare, forse qua è fallo, giusto, intervento di Totti richiamato anche dalla panchina trissinese, niente da fare ancora per Scandiano che sta un po'
avendo tante occasioni da rete. Ricordiamo i 2 rigori mancati nei primi minuti. Una parte di Deinite, l'altra parte di Herrero, e ora è Ceretta che scarica su Lazzari, scambiano i due, ancora Ceretta con il 7, cerca di prendere velocità, l'altro 7 Deinite più alto e più grosso di lui, non gli permette di entrare, quindi Andrea Tognetti non vede spazi, Stefani sta lì, non riesce a conquistare palla Scandiano, va al tiro, Tognetti poi ribattuto da un presente Andrea Beato, e dall'altra parte Stefani non vede sbocchi per costazione offensiva per questo contropiede, quindi da a Deinite che scambia con Beato, ancora Stefani, Deinite, 17 ancora da giocare in questo primo tempo, ancora 0-0 tra le due formazioni, con Deinite ancora fase centrale, il tiro finisce fuori e si guadagna la posizione centrale per tirare dalla balaustra dal lato destro-sinistro, più dal lato sinistro sono entrati i giocatori scandianesi per colpire. Poi qua brutto controllo parte della Tognetti, deve sfruttare questo momento Scandiano perché Trissino è un pochino in bambola in avanti, non riesce a presentarsi dalle parti di Vecchi in maniera continuativa, quindi Scandiano deve continuare questo percorso di avvicinamento. Il gol di Santi Herrero dalla distanza, quasi da metà pista, insacca il 77 rosso-blu in maglia bianca. Santi Herrero dalla distanza ha fallito un rigore, ma per il momento porta in vantaggio Scandiano. Lo dicevamo, era il momento caldo, era un momento proficuo per sbloccare la partita, con Trissino che non si faceva vedere da un po' di tempo dalle parti dell'area di Scandiano, e Scandiano è passato in vantaggio meritatamente, dobbiamo dirlo, per questi primi 9 minuti di gioco. E ora 1-0 per il Centro Palmer, Roller Hockey Scandiano sull'Hockey Trissino, con la 6ª rete in campionato di Santiago Herrero. Già un possesso per Scandiano in posizione d'attacco, equilibrato la formazione scandianese, ha rischiato poco per adesso le incursioni del Trissino che si è fatto vedere proprio inizio partita. Il primo intervento è stato di Vecchi, dopo Scandiano ha preso le misure e ha rischiato poco, niente contropiedi finora subiti, squadra quadrata per il momento, e ora passati in vantaggio dopo 2 errori dal dischetto. Non lo diciamo più dopo che ha sbagliato 2 rigori, sennò dopo magari qualcuno si arrabbia. E quindi per il momento quello che conta è che è in vantaggio per 1-0. Si cerca un'operazione sorpasso questa sera. È l'unica partita che si gioca a quest'ora, le altre della 7ª giornata, oltre a Scandiano Trissino, saranno Seregno Valdagno, Bassano Mirandola e Tiene Montecchio Precalcino, domani Breganze Modena. Attenzione Deinite, il tiro finisce fuori e quindi possesso ancora scandianese. Ricordiamo l'8ª giornata sarà mercoledì e sarà Scandiano sarà in trasferta a Valdagno, Trissino in casa, un altro dei tanti derby veneti contro il Tiene, una delle deluse di questo campionato, mia personale favorita, che è ancora indietro in classifica a 5 punti. Tanto ancora Francesco Tognetti, là dai sanitari, non lo vediamo sicuramente seduto, non lo vediamo, sarà sicuramente seduto. C'è qualcuno della panchina del Trissino insieme ai sanitari, c'è anche il nostro fotografo Alberto Bertolani, e poi cercheremo di capire quello che è successo e soprattutto se potrà rientrare in pista come speriamo. Intanto lo vediamo adesso con ghiaccio, la posizione del sotto all'occhio su una guancia, cercheremo di capire meglio, adesso sembra un po' claudicante. Palla dentro di Deinite, nulla da fare, non ci arriva Herrero, palla un po' imprecisa anche, quindi a buon gioco il Trissino a ripartire. Scandiano già schierati in difesa, va Andrea Tognetti, cerca di trovare spazio, poi Lanaro, Edoardo, Lazzari cerca il tiro, fuori, non la prima conclusione, fuori dalla portata di Matteo Vecchi, che per adesso è abbastanza tranquillo nella sua porta. Quindi Scandiano rimette il naso in avanti, Deinite, anzi Stefani, possesso di palla, tallonato da Andrea Tognetti che gli ruba palla, poi va, cerca di tramutare l'azione da difensiva in offensiva, poi perde palla, contropiede scandianese in 2 contro 2, Herrero
non trova sbocchi, quindi giustamente tiene il possesso di palla con Beato, Stefani, ancora l'argentino, Herrero sul lato destro, cerca di incunearsi, il primo palo va dietro porta, non c'è nessuno in area, si stanno liberando, ora ci riesce De Inite a liberarsi, il tiro finisce fuori, applaudito comunque questo tentativo di Davide De Inite che si è sbloccato proprio a Montecchio Precalcino con la sua prima rete in campionato. 6 ne ha Herrero, 5 Stefani, 2 Alex Rocca e 1 per Andrea Beato, anche lui si è sbloccato proprio sabato scorso, Lollo Barbieri. Ora Busani rientrato in pista, bella azione rubata le palla di Herrero, poi dall'altra parte Beato cerca un uomo in mezzo all'area che poteva essere De Inite, si ricompatta la difesa trescinese, quindi nulla di fatto per questo attacco di rossoblu che poteva essere un po' più veloce date le circostanze, un 3 contro 2, superiorità numerica. Dall'altra parte fortuna per Edoardo Lanaro, tiro dalla distanza, cercava la deviazione sicuramente di Andrea Tognetti, un Marcantonio davanti all'area alto che poteva anche oscurare la visuale, così ha cercato di fare. Di Matteo Vecchi, nulla di fatto. Stefani, 13-10 da giocare in questo primo tempo con Scandiano in avanti per 1-0 grazie alla rete di Santi Herrero dalla distanza, poi perde una bruttissima palla di Inite dell'ultimo uomo, Andrea Tognetti in area davanti, rigore, Totti assegna il rigore, quindi ha visto il contatto, diciamo che è andato in mezzo tra Stefani e Matteo Vecchi, si è incuneato, è riuscito anche a concludere, ci è riuscito Vecchi a respingere, ma Roberto Totti ha giudicato falloso questo intervento, quindi sarà un rigore, ora c'è un time out, sarà poi il rigore a favore del Trissino che potrebbe cercare di raddrizzare questo incontro, di pareggiare. Andiamo a vedere le statistiche: 1 su 5 rigori, 0 sono sui tiri diretti, non che se la vedono passino tanto meglio che a Scandiano, ma uno l'hanno realizzato proprio con Andrea Tognetti, che presumibilmente andrà alla battuta, perché vediamo Francesco Tognetti che non ha tirato né un tiro diretto né un rigore, quindi poi è in panchina. Vediamo, perché il cannoniere principe con 10 gol. Vedremo chi andrà, se Andrea Tognetti che ha 1 su 1 sul rigore, ma queste sono statistiche. Quello che conta è la situazione attuale, e cioè Scandiano in avanti per 1-0 con Trissino che ha la possibilità, vediamo già Andrea Tognetti che si porta verso il punto di battuta e se riuscirà a pareggiare momentaneamente questa partita dopo che siamo arrivati a 12:57 del termine, quindi se ne è trascorso quasi un quarto di gara. E intanto va detto che è entrato Busani al posto di Andrea Beato, positiva la prestazione di Andrea Beato, e si riparte da qua col rigore di Tognetti contro Vecchi. Tutto pronto, si aspetta il fischio di Totti, ma Tognetti para, Vecchi, ancora Tognetti, attenzione, bravissimo De Inite a arrivare per primo, applaudito dal pubblico, l'atleta viareggino che ha visto prima di tutti questo possibile recupero e quindi sbaglia anche Trissino. È un 1 su 2 anche per Andrea Tognetti, 1 su 7 generale, quindi poca roba anche per Trissino, qualcosa in più di Scandiano. Ora perde palle, ingenuamente deve stare attento Scandiano, poi la riperde dall'altra parte l'11 Giovanni Lanaro, che intanto è entrato in pista, quindi impatto un po' shock per lui, deve prendere un pochino confidenza. De Inite va dentro l'area, bravo qua Lazzari a impedire di farlo tirare, poi Stefani che ha molto spazio, tentativo dalla distanza, fortuna che esulta come quasi avesse parato lui, ma in effetti c'è stato davanti al tiro, è stato bravo. Poi Busani tocca la sua prima pallina, esce da dietro porta per De Inite, guidato da Enrico Mariotti. Attenzione, De Inite ha già perso una palla sanguinosa e vanno a marcare per poi il fallo di squadra, questo un pochino generoso. Si lamenta la panchina di Trissino e secondo me ha ragione, perché Totti ha segnato un fallo di squadra che io non avrei segnato, perché il pressing secondo me era corretto. Qua Scandiano deve liberarsi di queste palline, non così, perché ora va a favorirsi il contropiede di Lanaro che tira, la prima conclusione Giovanni Lanaro, finisce fuori, riparte Herrero, bella azione combinata con Busani, Herrero, Busani, gol! Gol di Busani appena entrato, che realizza il 2-0 per Scandiano. Busani qua dorme, la difesa del Trissino perde palle, non rientra, Herrero
e Busani, ottimo contropiede, veramente. Poi Herrero ha spostato il portiere dalla parte destra, scaricato su Busani una palla sulla quale si era scritto basta spingere, e Scandiano si porta sul 2-0. Ha sfruttato il momento Scandiano. Terza rete per Nick Busani in questo campionato. Rientra intanto Francesco Tognetti, quindi risolto il suo problema. Tanto non può fischiare Totti perché non c'è il portiere, che è Matteo Vecchi. 11:35 da giocare, ancora 2-0 per Scandiano grazie alle reti realizzate da Santiago Herrero e Nicolo Busani. Un bravo Dei Nite che ha recuperato palla dopo il rigore, gli va dato questa cosa. Poi altra palla quasi persa, poi fallo di squadra trattenuta di Busani su Simone Cerette, quindi possibilità per il Trissino di andare in avanti. Giovanissimi ragazzi di Denis Boscaro, veramente. Vediamo i ragazzini, gran numero, e ora sì, questo sono d'accordo, è stato steso perché è un gran numero di Edoardo Boscaro, veramente ha lasciato sul posto Andrea Stefani, che ha lasciato una stecca malandrina, purtroppo per lui viene espulso col tiro diretto a favore del Trissino, e ora va sì Francesco Tognetti, che era entrato in pista, non ha ancora tirato dei tiri franchi. Francesco Tognetti sul 2-0 per Scandiano. Trissino ha l'opportunità di rientrare in questa partita, c'è ancora un'eternità, c'è ancora tanto primo tempo, quindi con Scandiano su 2-0 ha l'opportunità di accorciare le distanze. Francesco Tognetti, bomber principe del Trissino, con 10 reti in 5 partite. Esperienza di Vecchi, che vede già Tognetti lì spronto a battere. Vecchi si prende tutto il tempo, un po' forse per disorganizzare le idee mentali dell'avversario. Parte Francesco Tognetti, alza e schiaccia, ci arriva Vecchi e respinge questa conclusione di Francesco Tognetti, forse un po' timida questo alza e schiaccia, e ora Scandiano comunque dovrà difendersi in inferiorità numerica per il power play. 4 contro 3 a favore del Trissino. Tognetti cerca di organizzarsi con Edoardo Boscaro, ancora Tognetti, Boscaro, tiro un po' telefonato, finisce comunque fuori, palla alta, giusto, molto alta, quindi Scandiano può ripartire, deve stare attento a uscire perché viene pressato in maniera abbastanza intensa, da come prevediamo dalle facce dei giocatori del Trissino. Attenzione, se ne va Herrero dove voleva andare, cioè a mantenere palla, poi qua cade Herrero, nulla di fatto, Totti lascia proseguire, va in avanti Boscaro, il tiro di Boscaro finisce fuori, imprecise le conclusioni, qua poteva lasciare andare forse Totti, imprecise le conclusioni dei giocatori in maglia azzurra, tante conclusioni fuori, poi comunque un altro errore da un tiro franco, dal primo tiro diretto della serata, già 3 rigori e un tiro diretto, tutti sbagliati, 2 da una parte, 2 dall'altra. 2-0 invece il punteggio per Scandiano. Poi qui Tognetti, Andrea e Francesco cinciscono un po', attenzione a Santi Herrero, va! E gran risposta di Alessandro Rubega con la gamba di richiamo, ottimo intervento qua, quindi Scandiano ha avuto l'opportunità anche di segnare in inferiorità numerica, poi si ricompatta in difesa perché ricordiamo che Trissino è ancora in vantaggio numerico per questo attacco. Vediamo i Tognetti ora davanti, indietro il tiro da parte di Ceretta, va in contropiede Santi Herrero da solo, Santi Herrero, ci arriva ancora Rubega con un gran colpo di reni, quindi nulla di fatto ancora per questa seconda, che non è stato più pericoloso adesso, parte il gol che in tutta la partita in inferiorità numerica, vuol dire ora cerca l'alza e schiaccia, palo interno di Francesco Tognetti, sfortunato qua, è riuscito a superare Vecchi ma la pallina ha assunto una traiettoria strana per cui non è entrato il palo interno. Pericolosissimo il Trissino, prima vera grande occasione in superiorità numerica, poi mancano pochi secondi ora per la parità numerica, vediamo se Trissino riesce ad attaccare, ci arriva Dei Nite a respingere questa conclusione di Boscaro, ancora Boscaro, pallina finita il tiro, poi parità numerica tornata, ora è tornato lo stesso Stefani, va in contropiede ora Scandiano con Herrero, si libera del suo avversario, qua forse un fallo di squadra, sì,
fischiato su Boscaro e time out chiesto da Mariotti, l'avevamo visto prima che aveva chiesto il Tevolo il time out a 9 minuti esatti dal termine, con Scandiano in avanti per 2-0, vantaggio meritato perché Scandiano ha fatto di più. Ora il Trissino si è rifatto un po' sotto, più grintoso, ha avuto le sue occasioni, il Trissino ha avuto anche un tiro diretto, un rigore, come Scandiano ha avuto 2 rigori, tutti sbagliati, e ora Santi Herrero si va a prendere un po' di respiro, rientra Andrea Beato che aveva fatto bene partendo da titolare, e quindi cambia anche nelle file il coach Mariotti in questa partita che Scandiano ha iniziato bene, un ritmo abbastanza alto, imposto anche dai giocatori di Dennis Boscaro, che però non hanno ancora graffiato, sono resi pericolosi all'inizio con i tiri franchi, e poi adesso Scandiano sta controllando abbastanza bene, merito anche di un'ottima difesa, e lo ricordiamo, Scandiano ha la prima difesa del campionato con solamente 11 reti subite, e questo è la roccaforte dei punti ottenuti fin qui dalla squadra di coach Enrico Mariotti. Tognetti composito in testa alla classifica dei marcatori, li vediamo con 10 reti, con 9 Tudele e Poli, con il 6 lo sfortunato Bozzetto, auguri di una buona ripresa lui dopo l'infortunio, e a 5 vediamo Tagliapietra, Tomba, Stefani, Herrero, credo sia andata a 6, Pedroni e Casari, il Correggio. 9 minuti ancora da giocare in questo primo tempo, con Scandiano in avanti per 2-0. Abbiamo detto che è rientrato Beato, gli ha fatto posto Herrero. Vediamo con la tuta sia Barbieri che Roca. Ancora attenzione ora Beato, ancora quindi non in questa partita, vedremo se entreranno in corso o meno. Ora Rubega, il migliore dei suoi, gran portiere, finora ottimi interventi, non solo per i 2 rigori, ma veramente un ottimo colpo di Reni prima, anzi Boscaro, il migliore dei suoi esterni, secondo me l'11 poi commette un fallo brutto, inutile, stavo dicendo, il migliore dei suoi secondo me finora becca un blu gratuito con una spinta, forse poteva essere anche un giallo, esiste il cartellino giallo, non lo vedevo così un fallo grave, un fallo stupido sì, un fallo stupido lo è, però forse il blu un po' eccessivo. Potevo dargli un giallo forse. Ci riprova Andrea Stefani. 8:34. Stefani ne ha sbagliati 2. Vediamo questo terzo tentativo e terzo anche di serata per Scandiano. Parte Stefani contro Rubega. Va in gol Stefani! Va in gol Andrea Stefani, porta Scandiano sul 3-0 e la sesta rete per lui. A braccetto con Santi Herrero, 6 reti per 1, quel che conta è che Scandiano è sul 3-0 e primo tiro diretto realizzato del campionato di Scandiano. Ci riesce Andrea Stefani, era partito un po' molle sulle gambe, l'abbiamo visto, però dopo è riuscito a far sedere Rubega e a mettere una palla precisa tra le spalle e la traversa, e quindi Scandiano si porta sul 3-0, sta scaldando intanto Lollo Barbieri. Stefani scambia con Busani, ancora Stefani controllato da Andrea Tognetti, poi Herrero. Scandiano, supremazia territoriale anche di Scandiano, vediamo che il possesso palla fa fatica il Trissino ad andare in area, ci prova ora Francesco Tognetti, finta il tiro, ancora lui, una palla un pochino rischiosa, poi vediamo ancora Andrea Tognetti, scarica per Lazzari, ancora per Francesco Tognetti, 7:40 da giocare, pronto Lollo Barbieri a entrare in pista, palla dentro, non riesce a controllare Trissino, ancora in avanti, ora Andrea Beato, palla dentro in area, poi Lazzari la fa sua e ritorna col possesso in maglia azzurra. Scandiano è già piazzato, bravi i giocatori di Enrico Mariotti, attenti fino a questo momento, forti anche del vantaggio per 3-0, però niente sbavatori finora in questa prestazione, ci vuole una prestazione solida, oltre per i punti anche per la fiducia di questi ragazzi. Cercano alze schiacci sul primo palo, glielo consente un po' Beato qua Francesco Tognetti, però il palo è coperto bene da Vecchi, poi individua una traiettoria di passaggio Herrero, infatti tanto Beato
riesce al posto di Lollo Barbieri, che deve prendere confidenza col terreno, lo fa con un bel passaggio per Herrero. E Busani, ancora Lollo Barbieri, si sbraccia intanto Enrico Mariotti per chiedere attenzione. Bravo ora Lollo Barbieri a impugnarsi in area, mette una palla un po' alla cieca che però Trissino non controlla, un po' in bambola ora, 6:30 dalla fine. Ragazzi, maglia azzurra Vicentini. Busani controllato da Ceretta, ancora Stefani, cade, nulla di fatto, va in avanti Lazzari, cerca il terzo che accompagna bene il bel gol qua di Andrea Tognetti. Bravi ragazzi di Boscaro a accorciare le distanze con Andrea Tognetti. La prima rete del Trissino, 3-1 per Scandiano. Qua forse Scandiano poteva tornare con un po' di convinzione, ha lasciato una superiorità numerica, forse la prima della serata, e ne ha approfittato subito Andrea Tognetti con il suo quarto gol. Il piede organizzato bene dai ragazzi di Boscaro, poi Stefani finta il tiro, davanti Lazzari, preferito non rischiare, poi Lollo Barbieri sempre al lato destro, bella palla per Busani controllato da Andrea Tognetti, poi palla che non era finita fuori secondo me, o quasi fosse la presa di mano. Boscaro va a dirgli qualcosa a Roberto Totti, che a sincerarsi giustamente le condizioni, poi prende la palla in mano e assegna il possesso. La squadra trissinese parte in quarta, Simone Ceretta, Lollo Barbieri per un attimo fa sulla palla, poi Francesco Tognetti la recupera ancora Ceretta, all'indietro per Lazzari, da ultimo uomo, tiro, attenzione, finisce in rete, dalla distanza, forse coperto, Vecchi non la vede partire il tiro, vediamo chi assegna il gol, c'è Francesco Tognetti, no, proprio a Lazzari, già 3-2, Scandiano non si è tanto goduto il momento, deve lottare, Scandiano non deve lasciare tanta iniziativa, vediamo che guadagnano fiducia, ragazzi di Boscaro, è giusto che sia segnato Gioele Lazzari il suo secondo gol in campionato, quello che conta, il 3-2 per il Trissino in un amen, il Trissino è già lì, Scandiano conduce 3-2, questo gol era assolutamente evitabile. Quindi si riporta in vantaggio ora il capitano, in avanti ora il capitano Luca Di Giovanni, attenzione, il tiro viene deviato, prende campo, ora il Trissino c'è da stare attenti. Va in avanti, ora attenzione, gol di Busani, questo contropiede, è riuscita Scandiano a riportarsi subito sotto l'area, Busani a ristabilire le distanze di 2 gol con la sua doppietta. Nicolo Busani realizza la sua doppietta e porta 4 le reti per Scandiano e quindi 4-2 proprio nel momento peggiore di Scandiano. Busani realizza la sua quarta rete in campionato, 5 minuti esatti dal termine del primo tempo. Scandiano si riporta a 2 reti di vantaggio, situazione un po' più tranquilla perché ha passato un brutto momento. Ora bella palla di Barbieri per la corrente dei Nite, il tiro di Nite stoppato da Francesco Tognetti. Disattento qua il Trissino un'altra volta, ha lasciato un varco centrale per questo inserimento di Busani che è molto freddo davanti a porta, ha castigato Rubega sotto la pancia e ha portato a 4 le reti per Scandiano. Ribattuto ora questa conclusione di Lazzari, va fuori dalla porta, in maniera un po' goffa stavolta Rubega, poi cade dei Nite, non protesta, forse non è stato spinto in questo caso. Francesco Tognetti cerca con un numero, però va fuori, ora tocca la palla, giusto qua l'intervento di Totti, tocca la palla quando aveva una mano per terra, quindi ritorna Scandiano in possesso di palla, 4 esatti al termine del primo tempo, 4-2 per Scandiano. Nicolo Busani per Santierero dietro la porta, palla all'indietro per Barbieri che ha spazio, ci mette un po' troppo, poi mette la palla dentro, attenzione, qualche difficoltà per Rubega, quindi palla a 2.
spinge ancora Scandiano, peccato per quei due gol subiti, soprattutto uno molto evitabile. Stare attento, è concentrato, 50 minuti, è difficile. Attenzione, un 3 contro 2, lascia ancora campo Scandiano per Ceretta che riesce a concludere, Vecchi gli si fa contro, e dall'altra parte Herrero supera il diretto avversario, ma si porta la palla in avanti, di cui Giovanni come un leone va a lottare, ma vince il contrasto, parte ancora in avanti l'altro, ancora superiorità numerica, ancora davanti a porta, Ceretta che realizza, o no, palla 2, non viene assegnato il gol, noi non abbiamo visto se era entrata, Trissino protesta in maniera veemente, di cui Giovanni va contro a Vecchi, in maniera un po' forse troppo veemente, e l'arbitro non ha assegnato un gol, ha assegnato palla 2. La panchina del Trissino veramente protesta in maniera furiosa. Noi non abbiamo visto perché il corpo di Vecchi impediva di vedere dove la palla, se la palla avrà proseguito la sua corsa o meno. Tanto c'è in time out, non avendo il replay non possiamo dire più di tanto. Ragazzi di Boscaro hanno proprio esultato prima e poi protestato a gran voce, ma questo sarà proprio oggetto di una riflessione, perché comunque gol in una partita importante, non ha segnato, Totti, dire la verità, era lontano, Di Domenico non si è proferito e Mariotti ha qualcosa da dire ora a Totti, anche abbastanza, in maniera abbastanza veemente, ma ha dato il gol o no? Non si è capito, adesso protestano i giocatori di Scandiano, quindi ha assegnato il gol. No, protesta Mariotti, quindi il gol è stato assegnato. Qualcuno si deve prendere una responsabilità in maniera un pochino più aperta degli arbitri e non, cioè, va detto chiaramente, cioè, prima ha detto un palla 2, poi quindi ha deciso Di Domenico, probabilmente ha deciso Di Domenico, quindi la palla, da quello che ho capito, prenderà una munizione sicuramente. Mariotti un cartellino lo prende perché ha protestato in maniera molto vivace e infatti prende il giallo a 3-12. E quindi ha segnato il gol e niente, noi non abbiamo visto se la palla è entrata o meno, ma adesso l'ha segnato, quindi si può dare il time out. Un po' di confusione qua, Totti non ha gestito tanto bene, Domenico si è visto doveva intervenire immediatamente, l'ha fatto dopo un po' di tempo e insomma il gol è stato assegnato, probabilmente era andata dentro. Abbiamo visto un'esultanza e delle proteste veramente forti dei giocatori del Trissino, quindi qualche sospetto che il gol che sia stato ce l'abbiamo, e comunque è stato assegnato. Se non abbiamo capito male, il gol è stato realizzato da Simone Ceretta, perché è lui che è stato andato in porta, e ora il 4-3 di Scandiano sul Trissino. E quindi c'è molta vita ancora di questa partita, che tutt'altro, avevamo già detto sul 3-0, avevamo già detto che era lontano dall'essere chiusa, e quindi abbiamo sicuramente da vedere ancora tanto di questa gara. Mancano 3:12 al termine di questo primo tempo, un primo tempo strano, lo diciamo anche noi, l'ha detto Enrico Mariotti lo scorso weekend a Montecchio Precalcino. Si riparte con il Trissino vivo più che mai. La rete sicuramente l'ha realizzata Simone Ceretta. Riparte Lollo Barbieri per Scandiano, trova un ispiratissimo Nick Busani all'indietro, ancora per Lollo Barbieri, 3 al termine in questo primo tempo, vede ancora in vantaggio Scandiano per 4 partite e tanti gol in questo primo tempo. 2-2 solo i falli di squadra, ma tanti interventi su tutto questo, prima un gol, poi non gol. Recupera palle in maniera corretta a Santi Herrero, manda in avanti Dei Nite che guadagna spazio, Busani ancora ci arriva con una super parata. Rubega stavolta contropiede organizzato bene, però è stato bravo il portiere in questo caso a respingere. Poi ancora Santi Herrero, scarica per Dei Nite, difesa del Trissino già piazzata. Comunque quando c'è Luca Di Qui Giovanni, la squadra del Trissino cambia pelle, diventa più aggressiva e
sicuramente si fa sentire di più da carattere, da grinta, questo giocatore capitano di questa squadra. Dei Nite, attenzione a queste palle già state perse un paio di volte, attenzione Dei Nite, ora arriva, tira, finisce fuori questa conclusione, Santi Herrero recupera pallina, 2 al termine da lontano, troppo alta la conclusione di Barbieri, non fischia fallo perché fischia giustamente il vantaggio l'arbitro Totti e quindi si riparte con Ceretta di qui Giovanni per Lazzari, ora Ceretta, positivo su impatto con la gara, dietro porta ora questi ultimi 1 minuto e 30 secondi che manca al termine questo primo tempo, un primo tempo dove abbiamo visto di tutto, già. Tiro dalla distanza, attenzione perché lo fanno quando Vecchi è coperto, e ne sa qualcosa, quando ha subito il secondo gol, Lollo Barbieri, palla lenta però arriva alla stessa destinazione che un po' di mestiere riesce a tenerla, Herrero poi la stringe sulla balaustra, quindi deve ripartire il Trissino col possesso, 1:14 da giocare. Si riparte quindi. Ceretta. Dietro porta, cerca un'altra schiaccia, non vi riesce, contropiede Scandianese, un 3 contro 2, attenzione, Santi Herrero disorienta il suo avversario, trova il casco di Alessandro Rubiga a dirgli di no. E quindi nulla di fatto, bella finta di corpo qua di Santi Herrero. Ancora nulla di fatto però, con Scandiano sempre in avanti di un gol. Dei Nite, palla per Busani, 45 ancora da giocare, non può andare fino al termine, c'è una discrepanza di 11 secondi. Dei Nite, Busani, 40 da giocare, 30 andare al tiro. Lo fa Lollo Barbieri, gol! Gol di Lollo Barbieri, sappiamo anche a chi vuole dedicare questo gol, il suo nonno scomparso proprio in questi giorni. E il nonno gli ha dato una mano da su. Lollo Barbieri pesca un gran gol, una gran conclusione da lontano, prende il set da oltre metà campo e riporta a 2 gol di distanza le due squadre, il missile di Barbieri, come dice il nostro speaker Mauro. 5-3 per Scandiano e adesso deve tenere questo punteggio perché Trissino l'abbiamo visto ripartire subito dopo le reti di Scandiano. Ora 20 secondi da giocare, recupera palla lo stesso Lollo Barbieri. Santi Herrero per Dei Nite che perde palla, attenzione, 10 secondi ancora da giocare, deve ricompattarsi Scandiano, lui di qui Giovanni va verso la porta, poi perde palla. Lollo Barbieri la riconquista, attenzione, può andare al tiro, 2 secondi. Dei Nite, tiro stoppato, finisce qui il primo tempo combattuto dove Scandiano ha giocato bene, è stato un po' disattento, Trissino è uscito un po' alla distanza, ha sfruttato qualche buona occasione e va in vantaggio quindi il centro Palmer, Roller Rock e Scandiano per 5-3 in virtù delle reti della doppietta di Nicolo Busani, il gol di Andrea Stefani, Lollo Barbieri e Santiago Herrero. Per l'Hockey Trissino in gol Simone Ceretta, Gioele Lazzari e Andrea Tognetti. Da Sandro Rainieri a risentirci per i secondi 25 minuti di gioco.
Porta! Amici sportivi appassionati di hockey su pista, bentornati al Palaregnani di Scandiano per questo secondo tempo della settima giornata del campionato nazionale Serie 2 Girone A, Roller Hockey Scandiano, Centro Palmer, Roller Hockey Scandiano contro Hockey Trissino, primo tempo che si è concluso con Scandiano in vantaggio per 5 reti e 3, ricordiamo i marcatori, doppiette per Nicola Busani e reti per Andrea Stefani, primo tiro diretto realizzato da Scandiano questa stagione, Lollo Barbieri e Santi Herrero per il Trissino. Intanto vediamo Santi Herrero con la prima azione per Scandiano, primo possesso, Trissino le reti, Andrea Tognetti, Simone Ceretta e Gioele Lazzari. Scandiano che attacca da destra verso sinistra dei vostri teleschermi con il quintetto che andiamo a dire Matteo Vecchi in porta e gli esterni Denite, Herrero, Stefani e Beato. Trissino che risponde con in porta Rubeghe, con gli esterni Edoardo Lanaro in possesso di pallina, Gioele Lazzari, Luca Ticqui Giovanni e Francesco Tognetti. Primo tempo che Scandiano è iniziato bene, si era portato sul 3-0, poi subito sul 3-2 si è portato il Trissino, 4-2 per Scandiano, 4-3 e ora il 5-3 finale, quindi questo testimonia che anche se Scandiano ha giocato abbastanza bene, in abbastanza maniera attenta, attenzione ora il tiro lasciato un po' troppo spazio in posizione centrale da per Luca Di Qui Giovanni, che però conclude a lato. Scandiano ha avuto tante occasioni ora dalla parte centrale, come in questa occasione con Herrero, tanti inserimenti. Trissino ha lasciato un po' di spazio, soprattutto al limite dell'area di rigore, ha permesso tante entrate che hanno fatto male, Scandiano le ha sfruttate. Ora al tiro si libera bene Gioele Lazzari, un fazzoletto, riesce ad andare al tiro, risponde Matteo Vecchio, attenzione ora Herrero davanti a porta, la palla finisce fuori, deviata, un po' più cattiveria ci voleva qua per il 77 argentino, che è andato un po' troppo molle su questa conclusione. Comunque ritmo molto alto anche in questa prima fase del secondo tempo. Terzo gol del Trissino, il momentaneo 4-3 è stato un po' discusso, prima non era stato assegnato, poi
è stato assegnato dopo un po' di tempo. Questo ha fatto arrabbiare non poco Enrico Mariotti, che gli è costato anche una munizione. Ringraziamo Claudio Lavaggi per la segnalazione da casa, ci ha detto che è stato molto difficile. Attenzione, ora Herrero va in porta, gol di Santi Herrero, doppietta per lui, lasciato un po' libero, si è portato dalla balaustra verso centro area, alza e schiaccia, che fulmina Alessandro Rubiga e porta 6 Scandiano, rete di Santi Herrero, 7ª rete per lui. Entusiasmo del pubblico che vede Scandiano cominciare con il piede giusto questo secondo tempo. Dicevamo di ringraziamento per Claudio Lavaggi, che ci ha detto sì, probabilmente gol, è stato difficile anche dalla tele vederlo, e quindi ci fidiamo ovviamente di un occhio esperto, di un grande telecronista come Claudio Lavaggi, giornalista del Resto del Carlino, e lo salutiamo. Scandiano in vantaggio per 6-3, comincia bene questo secondo tempo. E conclusione ora di Gioele Lazzari, che prende ora di Vecchi, poi davanti a porta Luca Di Qui Giovanni riesce a incunearsi, poi conclusione ancora di Tognetti, Trissino vivo, e conclusione di Lanaro che finisce fuori di poco. Va in avanti ora Herrero, cerca un buco, trova Stefani, attenzione, posizione per colpire, gol di Stefani, doppietta anche per Stefani. Scandiano non scherza quando va in contropiede e Stefani non vuole lasciare scappare Santi Herrero, 7 reti a testa, doppietta anche per Andrea Stefani, uno dei più continui. Ora Enrico Mariotti abbraccia anche Andrea Beato, perché comunque è partito titolare, ha fatto molto bene nel primo tempo e sta facendo molto bene anche nel secondo, e quel che conta è che comunque che a 3:16 del secondo tempo Scandiano ha già segnato 2 gol, non deve mai abbassare la guardia, perché abbiamo visto nel primo tempo la doppietta in un minuto del Trissino che si è riportato sotto, e ora partita ricca di gol, 7-3 per Scandiano. Ha sfruttato tante occasioni la squadra di Mariotti come non succedeva da tempo, e si spera che con il potenziale che ha Scandiano possa, diciamo, esplodere nelle reti segnate, quello che è mancato proprio nella Coppa Italia, dove ha realizzato pochi gol. Adesso sì, è la miglior difesa, era la miglior difesa, dopo lo vedremo alla fine di questa giornata, con soli 11 reti, adesso ne ha 14, ma poiché è l'unica partita che si gioca a quest'ora, quindi non lo impareremo domenica. Ora il Trissino con Francesco Tognetti, cerca sul lato destro di incunearsi, da fare, Scandiano difende bene in area questa sera, bravo ora Herrero a intravedere questo possesso, poi De Nite spara fuori da buona posizione, ha cercato il primo palo, è stato impreciso qua il 7 Viareggino, maglia bianca nell'occasione di questa sera. Ricordiamo quando ci sono dei problemi di cromatici delle maglie. Attenzione ora Herrero, va in porta, poi bravo Tognetti a metterci la stecca, è la squadra di casa a dover cambiare divisa. Attenzione Luca Di Qui Giovanni, cerca un alza e schiaccia, gol di Luca Di Qui Giovanni. Questo è un gran gol, forse è stato poco disturbato, qua Beato ha qualcosa da dirgli, ma abbiamo visto come non bisogna lasciare troppo spazio ai giocatori di Boscaro, perché colpiscono, e stavolta lo ha fatto Luca Di Qui Giovanni con il capitano, con un alza e schiaccia, ha lasciato un po' troppo libero, forse ci voleva un raddoppio lì vicino all'area di porta. Esce De Nite intanto che si è fatto male, andrà probabilmente a medicarsi, rientra Nick Busani, un ispirato Nick Busani, gran primo tempo per lui. È partita allora che è ancora viva, 7-4, c'è ancora vita per il Trissino, manca ancora un'eternità, 20-20 per la precisione in questo secondo tempo. Scandiano perde palla, attenzione, la lascia lì Beato, va in avanti Lazzari, Beato sta con lui, riesce a recuperare palla con un po' di esperienza, vede Nick Busani che ha un po' di spazio, cerca la palla in mezzo, forse cercava di una deviazione, quindi va in avanti Di Qui Giovanni, palla imprecisa per Lanaro, poi Stefani non lancia il contropiede, preferisce tenere palla saggiamente, marcato da casa sua, scarica palla lontano dove andarla a tenere è meno rischioso se dovesse essere persa. Poi Herrero gira un po', bassa un pochino il ritmo, poi Busani
si ferma. Alex Roca vediamo che non è della partita, secondo me ha qualche problema, lo vediamo sempre con la maglia, non schierato da Mariotti ancora, quindi probabilmente avrà qualche problema. Poi Stefani perde palla, assegna fallo di squadra a Totti, che è un po' restio, un po' stitico nell'assegnare dei falli di squadra. In una partita comunque maschia sono state le occasioni, anche qualche scontro, sicuramente tutto molto gestibile, però i falli di squadra ne hanno andati pochi, 3 per Trissino, 2 per Scandiano. Beato scarica per Stefani, Herrero che gioca sempre largo, non lo vediamo tanto davanti all'area di porta, adesso c'è per una questione diciamo di possesso e di movimenti, però lo vediamo giocare con la squadra fuori. Ora perde palla Scandiano in un primo momento, anche in un secondo la tiene, poi la va a recuperare Busani che era lì di passaggio ma nel posto giusto. Beato all'indietro per Stefani, cerca con una Veronica di liberarsi di Francesco Tognetti. Herrero, 18:35 ancora da giocare, Scandiano 7, Trissino 4. Busani che cerca il suo marchio di fabbrica, una delle sue conclusioni preferite, tiro in giravolta veloce, lo fa in maniera veloce ma centrale la conclusione, quindi a buon gioco Ray Flaminio, perché in porta c'è Ray Flaminio in questo secondo tempo con il 10. Non avevamo visto bene, chiediamo scusa a lui perché la parata l'ha effettuata lui, quindi scambio di portieri, giocato Rubega nel primo, ora c'è Ray Flaminio a difendere la porta dei giocatori di Dennis Boscaro, di cui Giovanni in possesso di palla, rallenta un po' il ritmo, ora il Trissino cerca la conclusione dalla distanza, macchinosa questa di Lazzari. Tognetti per Edoardo Lanaro, poi spinge Herrero, forse scivolato nello spingere, chiede scusa, anche terzo fallo di squadra anche per Scandiano. Sono ancora molto pochi comunque per impensierirsi. Palla un po' regalata questa, uno scarico un po' alla cieca che di Tognetti favorisce il possesso scandianese con Stefani, testa alta per Herrero, si gira, non vede sbocchi, quindi parla ancora Stefani. Busani, Beato, ovviamente è un po' presto per giocare con il cronometro e Scandiano deve comunque giocare questa partita, cercare salutiamo intanto Salvo Fratello che è arrivato da Modena e ci terrà compagnia per questo finale del secondo tempo, questi ultimi 17 minuti. Lo lasciamo prendere campo, lo salutiamo, gli diamo il benvenuto qui a Scandiano, gli raccontiamo intanto che è la partita che è bella da vedere, tanti gol, 7-4 per Scandiano, vive di tanti fasi, questa partita vive di tante partite. Ora vediamo un Trissino che non molla mai, però è un po' impreciso, parte il contropiede scandianese che stasera ha fatto male nelle occasioni in cui si è presentato davanti al portiere, prima battuta contro Rubega e poi contro Ray Flaminio. Ora in porta, ora Busani, molto caldo stasera, cerca il tiro, primo palo, respinto dall'estremo giocatore maglia azzurra. 16:20 ancora da giocare con Scandiano in avanti per 3 reti, lo è stato per 3 e per 4 reti, ma Trissino ha sempre risposto poi presente. E quindi salutiamo ora Salvatore Fratello, gli diamo il benvenuto stasera e abbiamo detto che è una partita combattuta e vediamo cosa ti aspetti adesso da questi ultimi minuti, anche se non hai visto poco per la verità. Ciao Sandro, ciao a tutti. Ovviamente, insomma, intanto sono contento del risultato e questo è già qualcosa che ci rende felici, perché ricordiamo che Scandiano cerca ancora la sua prima affermazione casalinga di questo campionato. L'abbiamo detto, Trissino è una squadra che arrivava a questo confronto da 3 vittorie tutte casalinghe, 3 sconfitte tutte esterne, quindi diciamo che da un certo punto di vista siamo contenti. Sono contento anch'io del risultato. Adesso c'è un fallo di squadra, però insomma si vede ed è una partita, diciamo che non è stato tra l'altro così usuale in questo inizio di campionato vedere tanti gol nelle partite di Scandiano. Forse l'ultima con Montecchio è stata quella che ha regalato così tante emozioni, quindi anche lo spettacolo e anche i gol, questo sicuramente aiuta anche per dare un po' di entusiasmo. Lascio a te per la cronaca.
abbiamo visto veramente tante azioni gestite bene da Scandiano, una difesa schierata, fatta bene, qualche disattenzione però, gol da lontano, un gol non gol poi assegnato, diciamo in un'incursione in cui ha lasciato un pochino di spazio, però insomma in avanti sta facendo male Scandiano, ha fatto male più volte e Salvo ha realizzato sul primo tiro diretto Scandiano stasera, l'ha fatto Stefani dopo che ha sbagliato 2 rigori, non Stefani ma Scandiano, ha realizzato il suo primo diretto del campionato, come Trissino ha un'unica segnatura nei tiri franchi. Vediamo intanto in attesa di un doppio cambio con Deinite e Barbieri che vengono catechizzati da coach Mariotti, mentre mettono una bella palla Herrero, ma gliela stoppa la difesa trissinese. Poi Beato con la sua esperienza, gran prova la sua, è partito da titolare stasera, l'ha fatto molto bene finora, ha realizzato anche il suo primo gol in campionato a Montecchio Precalcino, abbiamo visto nella vittoria per 6-3 scorsa. Mette una palla ora dentro per Stefani, per Busani, attenzione che forse fallo qua, sì, lo fischia Totti, che non è mai tanto vicino all'azione, però questa volta ha visto bene per questo fallo, il quinto fallo di squadra, 14:06 dal termine di questa partita, molto importante perché può sancire il sorpasso di Scandiano su Trissino, perché ha un punto in meno e, come diceva anche Salvo, Trissino non ha mai fatto un punto in trasferta e quindi stasera sta confermando questa regola, anche se abbiamo visto che i ragazzi, terribili ragazzi, coach Boscaro, sono tutt'altro da prendere con le molle, perché comunque sono rientrati in partita più volte, un passaggio rischioso ora di Stefani per Busani, poi alla fine Scandiano perde palla anche perché erano scaduti i secondi, intanto un time out previsto al tavolo, vediamo la luce luminosa sul verde con Andrea Tognetti, brutta palla questa persa per Francesco, va ora palla alta e quindi farà fischiato il time out in questo momento. Squadre anche un po' stanche, un po' più lunghe, hanno dato tanto, il ritmo è sempre stato altissimo e insomma vediamo ora, è l'unica partita che si gioca, però ricordiamo che poi ci sono 2 turni mercoledì e sabato, quindi magari si cercherà anche di dosare un po' le energie, perché comunque si è tutti un po' in un fazzoletto. Vediamo le classifiche, Scandiano, sono tutti, diciamo, a parte Breganze e Correggio che sono un pochino scappate davanti, per il terzo o quarto posto la lotta è serrata, poi Scandiano andrà a Valdagno che adesso l'abbiamo detto si annovera tra le sue file anche qualche giocatore della prima squadra come Tomba e Piroli, che adesso è entrato a fare pianta stabile nella rosa. Valdagno è una delle potenziali favorite anche per questo campionato e vediamo insomma come si comporterà Scandiano quando andrà a far visita proprio mercoledì nel prossimo turno, nell'8ª giornata di campionato. Tanto stiamo su questa partita, stiamo sul 7-4 di Scandiano, vediamo se vorrà un po' gestire appunto per il doppio impegno per le 3 partite in 10 giorni, per una settimana anzi, e vediamo se lo farà. Cercherà ancora di portarsi in avanti e di arrotondare questo risultato che non dà certezze, perché manca ancora più di un quarto di partita e i gol di vantaggio sono 3, nell'hockey sono pochi. Riparte Scandiano col possesso con Santiago Herrero, prende in pieno Toti, chiede scusa, ha preso sul poco atletico qua Toti, poteva evitare questo malanno. Ancora 77 in maglia bianca, cerca inzingarata di incunearsi nella difesa, poi la palla lontana, deve liberarsi ora Lollo Barbieri. Questa pallina lo fa in maniera buona, perché trova dall'altro lato Deinite che mette una palla in mezzo un po' alla cieca, trova Lazzari che però controlla e cincischia un po', quindi riconquista il giocatore viareggino il possesso e lo dà a Lollo Barbieri, autore di un gran gol dalla distanza. Qua è un fallo assegnato, il 6º, comincia a fare qualche fallo più, formazione di Boscaro, pronto un doppio cambio anche per loro, per la giovanissima squadra trissinese. Abbiamo visto, Salvo, che questa squadra impone anche un ritmo alto, però delle volte un po' troppo imprecise, lascia qualche pallina, ha lasciato qualche contropiede, forse l'esperienza che può mancare, anche se hai visto poco. Qual è la tua impressione su questa squadra? Sicuramente è una squadra molto fresca, almeno dal punto di vista delle energie, il che per Scandiano, che non è
non ha tutti gli effettivi al top della forma. Ricordiamo che c'è Roca che è in panchina e non al meglio quest'oggi, qualche insomma difficoltà un po' per anche fisica. Ne è una partita che non ti, insomma, una squadra che non ti semplifica il compito. Poi, come dici tu, ed è anche vero da segnalare questo, lo stiamo anche vedendo in questo scorcio di gara, manca un po' di precisione in alcune situazioni. Poi insomma c'è da dire che anche Scandiano, dalla sua comunque la gioventù di tanti suoi elementi, ecco, anche qui vedi un altro errore in uscita, stavolta lo commette Scandiano, però insomma è una partita che avrà ritmi alti probabilmente fino alla fine, fino all'ultimo, oltre al punteggio che comunque rispecchia un po' quelle che sono insomma l'evolversi così veloce, lo sviluppo così veloce del gioco. 11:40 al termine della partita, sempre Scandiano in vantaggio per 7-4 sul Trissino. Lollo Barbieri alza la stecca di Francesco Tognetti e per questo viene segnato un fallo di squadra, giusto, il quarto scandianese contro i 6 della squadra vicentina. Andrea Tognetti scarica per Ceretta, Lazzari, ancora Ceretta, autore di un gol nel primo tempo, il gol non gol poi dato dopo un po' di tempo, non senza proteste. Attenzione, Herrero ruba palla, Andrea Tognetti si presenta davanti a Re Flaminio, spara fuori, qua errore del 77 di Santuan che non riesce a indirizzare verso la porta. Di 8 occasioni scandianese, qua nulla da fare. Bella palla ora di Barbieri per Santi Herrero, palla dentro per De Nite, qua troppo altruista, poteva chiuderla qua con la conclusione, non l'ha fatto, ha cercato un compagno che era marcato in questo caso e quindi nulla di fatto ancora. Vanno sfruttate queste occasioni, tiro alto qua, lascia correre Toti Roberto da Salerno, l'arbitro questa sera. De Nite, 10:30, Busani, molto preciso Busani davanti a porta, stasera poi riesce di perdere la palla. Attenzione a questi possessi che qua è fallo perché la stecca ha colpito il pattino dell'avversario, non ravvisato da Toti. Poi ancora De Nite, cercano di andare in area, perde palla, attenzione, un 2 contro 1 per il Trissino. Andrea Tognetti torna con le lunghe leve Lollo Barbieri e recupera questa pallina. Trissino che marca a uomo molto alto, ha difficoltà De Nite a venirne fuori, ci prova allora Ceretta, tiro ribattuto dalla stecca di Vecchi. Poi De Nite con un gioco di fisico va in avanti per Lollo Barbieri, chiuso, recupera palla ancora Lollo sulla balaustra, cerca di andare in alto, poi steso e cartellino. No, cartellino è per Lollo Barbieri, giallo, segnato simulazione. E quindi fallo di squadra contro, il quinto fallo di squadra per Scandiano. Esce intanto Santi Herrero, c'è un time out, rientra Andrea Stefani. Qualche dubbio forse su questa caduta ce l'ho, anche se per la verità non ci sono state tante proteste. Ora squadra che sente le indicazioni di coach Mariotti. Ah. 6-5 la situazione falli, 6 per Trissino, 5 per Scandiano, quel che conta il punteggio, 7 per Scandiano, 4 per Trissino. Andiamo a ricordare le reti, doppiette per Santi Herrero, Nicolo Busani, Andrea Stefani, gol di Lollo Barbieri. Per Trissino gol di Luca Di Qui Giovanni, Andrea Tognetti, Gioele Lazzari e Simone Ceretta, 4 giocatori diversi per parte. Questa partita che è molto importante per i piani alti della classifica, per cercare di restare in scia di Breganze e Correggio. Domani gran partita Breganze-Modena, ricordiamo l'unica di domani, ricordiamo le altre. Stasera Seregno Valdagno, Bassano Mirandole, tiene Montecchio, riposa il Correggio. Riprende la partita 9:35 dal termine, con Trissino rientrato intanto Boscaro che tenta il tiro dalla distanza, plastico l'intervento. Attenzione ora un 2 contro 1, Stefani mette la palla male per Busani, deve rientrare Scandiano, attenzione, palla dentro, ci arriva Vecchi che intuisce la linea di passaggio creata da Tognetti.
Ora Dei Nite all'indietro per Nicolo Busani, marcato da casa sua, perde palla Busani, attenzione, Francesco Tognetti non deve avere paura, Scagnano deve gestire questi momenti, attenzione in questo secondo possesso, ballo Barbieri di forza dall'altra parte, poi palla dentro, rigore qua, clamoroso qua, ci è arrivato, non protesta neanche, non deve protestare perché rigore, l'ha preso con la gamba mentre era in scivolata e quindi bravo Lollo Barbieri a crederci, a riconquistare palla, a essere caparbio, andarci deciso e ha fruttato un rigore a 8,53 del termine che può voler dire molto con Busani ispirato. Vediamo se è anche bravo e fortunato. Va Busani, ci arriva Re Flaminio, quindi errore di Busani, ancora Re Flaminio a dirgli di no, poi palla indietro, niente da fare nei rigori, si è ancora a 0 e quindi il risultato rimane sul 7-4. Andrea Stefani dall'altra parte, la difesa si è già ricompattata, quella del Trissino, poi all'indietro per Busani da lontanissimo per Barbieri, un po' impreciso ma ci arriva ancora Lollo Barbieri, tiene palla, deve proteggere di gamba, attenzione, vede lo spazio per Dei Nite, palla di poco imprecisa, dall'altra parte Andrea Tognetti per Boscaro quando la pista è già finita, quindi non può concludere a rete, prende l'esterno della rete, dall'altra parte Busani la riconquista. Barbieri perde palla, poi la riconquista Busani, attenzione è un 2 contro 1, cerca di mettere la palla in mezzo per Barbieri che non arriva, però ci arriva in un secondo momento, quando la palla è sulla balaustra, poi raddoppiato, perde palla, va in avanti, ora Francesco Tognetti da solo, cerca spazio per il tiro, attenzione ce l'ha, e Dei Nite la stoppa ma fuori dall'area, dentro, considerata dentro, stessa situazione di prima, e quindi sì, è vero, era disteso a terra, l'ha presa, se era in area, ha ragione Totti, qua ed è rigore ancora per il Trissino che ha la possibilità a 7,42 del termine di portarsi a 5, di riportare a 2 le lunghezze di svantaggio su Scandiano. Andrà al tiro Boscaro, Edoardo Boscaro, che ha uno 0-2 contro Vecchi che cerca sempre di prendersi tutti i tempi quando il giocatore è già pronto, l'abbiamo visto fare anche prima. Si era poco fortunato il Trissino dei tiri diretti, ne ha sbagliati 2. Vediamo se il terzo. Scandiano ha fatto un 1 su 4 stasera, tanti rigori e tiri diretti concessi stasera. Edoardo Boscaro contro Matteo Vecchi, tutto pronto, si aspetta solo il fischio di Toti. Va Boscaro e realizza questo rigore, il suo primo rigore della partita, e porta a 5 il Trissino, 7-5, salvo Scandiano adesso deve ricompattarsi e pensare forse a segnarne un altro. Sì, c'è da dire che insomma deve anche un po' mangiarsi le mani per gli ultimi minuti Scandiano, perché ha avuto quell'opportunità enorme con Herrero che di solito non sbaglia mai in contropiede da solo, invece insomma non è riuscito a concretizzare, e poi continua un po' questa piaga sui rigori perché Scandiano intanto 5 secondi, Scandiano è 0-3 dai rigori e non è propriamente una statistica che sorride rossoblu. Questa l'avevi detto anche tu, oggi è arrivato la realizzazione sul tiro diretto e siamo al 7° turno, insomma non, intanto qui c'è un altro rischione in area, non proprio una statistica che sorride, quindi adesso bisogna intanto gestire il vantaggio e poi però cercare di concretizzare magari già in questi minuti per non dare troppa fiducia a Trissino che, ricordiamo, squadra giovane, se guadagna fiducia in questi ultimi minuti può rendersi davvero pericolosa perché 2 reti di vantaggio non sono moltissimo. Infatti ha ragione Salvo, abbiamo detto che Scandiano ora ha un po' di paura, vediamo che perde palla per Andrea Tognetti sulle gambe di Dei Nite, qua era davanti al tiro, e fare attenzione a Scandiano, ripartire come ha fatto prima senza aver paura. Un gran intervento di Vecchi, forse era coperto, però di solito ha ragione, Herrero non li sbaglia, se non altro non tira fuori in questa occasione, adesso deve cercare di andare in avanti, molto veloce, molto fresca come ha definito Salvo prima il Trissino, e lo si vede, ha raddoppiato Herrero che cerca di liberarsi di una doppia marcatura, per il momento vi riesce anche dopo, poi
qualche difficoltà, Totti non fischia, ma è corretto l'intervento del raddoppio di marcatura. Ora va dall'altra parte, Boscaro cerca e trova il capitano Di Qui Giovanni, che cerca una conclusione velenosa, poi ci arriva Vecchi, conclusione diciamo non fortissima ma un pochino pericolosa, perché le conclusioni centrali si rimbalzano davanti a porta, può fare male. Poi Scandiano in momenti un po' di difficoltà, butta un po' via le palline, qua bisogna sapere gestire questi momenti, manca ancora 5,50, tantissimo per avere solo 2 gol di vantaggio. Attenzione ora all'alza e schiaccia, qua bravo Vecchi e poi De Nite, guadagna un fallo di squadra, 7° fallo di squadra del Trissino, 5 ne ha Scandiano, 5,42 da giocare, una partita ancora lontana dall'essere chiusa, partita ancora viva. Trissino ha carattere, questa squadra ha veramente carattere, sanno... È vero che sì, in una partita ci sono tante partite, tante fasi, c'è stata anche la fase down del Trissino nel primo tempo, quando la vedevamo un po' come Scandiano adesso, per la verità, un pochino sulle gambe, un pochino con poche idee. Adesso le idee ce le abbiamo veramente chiare. Il Trissino, organizzano una marcatura, intanto Vecchi è andato a farsi asciugare la maschera dall'amico e collega Jacopo Ravecci, e ora Scandiano può ripartire, già marcati nella propria area di rigore. Ennesima palla persa, attenzione qua, qualcuno deve andare incontro alle palle, altrimenti si rischiano superiorità numeriche qua. Poi mancanza di esperienza che lasciano contropiede Scandiano con Andrea Stefani, giravolta, non riesce a tirare perché è ritornata la squadra di Boscaro che aveva lasciato una prateria clamorosa. Poi dall'altra parte, attenzione qua, non bisogna girare il sedere nella marcatura, sennò rendi vita la facile all'attaccante. Così è stato, non è stato tirato molto bene. Poi la palla va alta, un po' di confusione per Scandiano che non riesce a uscire dalla propria metà campo come vorrebbe. Ora c'è un possesso trissinese nell'angolo basso alla destra di Matteo Vecchi. 5-0-9 ancora da giocare. Ceretta per Tognetti, dall'altra parte Boscaro da ultimo uomo, parte da lontanissimo, poi si allunga poco la palla. Scandiano va in contropiede, c'ha 2 difensori però già pronti, poi nulla da fare, non fischia fallo Totti, tiro di Ceretta deviato, finisce fuori la palla, quindi forse siamo d'accordo anche con Totti, non c'è stato un intervento. Poi Lollo Barbieri lascia sfilare per nessuno, quindi possesso tornerà per i giocatori in maglia azzurra, incitati dal proprio allenatore. Ceretta messo all'angolo da Stefani, difficoltà a uscire, forse qua ci poteva stare anche un fallo. Lollo Barbieri recupera pallina, poi ha difficoltà a uscire, lo fa molto bene di fisico, grande Lollo Barbieri, attenzione 3 contro 1, va Lollo Barbieri, se la sente, ma viene deviato qua, se l'è sentita, forse non ha fatto la giocata migliore della serata, però queste manovre di alleggerimento vanno sfruttate meglio, magari con il gol che potrebbe portare a 3 lunghezza ancora e stare un po' in zona sicurezza. Di Qui Giovanni, 4 minuti al termine. Ceretta, scambio con Boscaro, molto interessanti entrambi questi 2 ragazzi, veramente. Un po' tutta la squadra di Boscaro ha dato una buona impressione qua. Poi Lollo Barbieri con una mano spinge via Boscaro, dall'altra parte Stefani per Herrero, attenzione ancora Herrero, un'altra volta ci arriva Ray Flaminio, questa gran parata, stavolta va tirato in porta, forse non troppo convinto, si voleva più cattiveria. Siamo già dall'altra parte, attenzione davanti a porta Di Qui Giovanni, doppia conclusione, la palla non entra, ci arriva ancora una volta Vecchi da disteso e clamorosa occasione, però Scandiano deve stare attento a non lasciare superiorità numeriche come in questo caso, bisogna tornare alla velocità della luce. Tanto è uscito Lollo Barbieri, è rientrato Davide De Nite, pronto ancora Andrea Beato, c'è bisogno forse della sua presenza un pochino, al posto di De Nite è rientrato Nick Busani, e Andrea Beato, uno dei migliori forse di questa serata, serviranno le sue geometrie, la sua calma un po' anche nelle giocate, la sua esperienza per cercare di gestire dei momenti come questi, come ne ha vissuti tanti in carriera, e per cercare di portare a termine questa partita con un risultato positivo. Ora una palla 2 fischiata adesso, la meglio per la prima volta Santi Herrero, poi
va sulla balaustra, contendersi questo possesso, si mette il pattino, quindi il possesso rimane a favore dei giocatori di Denis Boscaro. Con Ceretta sull'angolo basso, 3:20 da giocare. Palla per Luca Di Qui Giovanni, all'indietro per Andrea Tognetti, tiro preciso e potente, ci arriva Vecchi, ottima parata questa, poi Andrea Stefani troppo lontano, Beato che si è fatto vedere, ancora Stefani che perde, riconquista palla, poi fallo di squadra di Stefani, il sesto, bisogna tornare, attenzione Lazio e Schiacci, un po' troppo pretenzioso questo di Simone Ceretta, quindi nulla da fare, Stefani un po' alla cieca ma trova Beato, possesso di pallina, va in avanti Beato che ha fatto il ruolo di Alex Rocca stasera, Beato, Rocca non utilizzato sicuramente perché non ha il meglio, palla dentro, per un momento poteva arrivare al destinatario Busani, poi Beato va ancora a dar fastidio a Boscaro che però ha la meglio e si rimpossessa della pallina. Ora Di Qui Giovanni, fortunato qua nel rimpallo, cerca di mantenere ancora il possesso, va in avanti, qualche difficoltà per lui, poi riesce a divincolarsi, ma va in contropiede ora Andrea Stefani che non riesce a tenere palla, Busani si avventa quando è troppo vicino alla porta, non riesce a concludere, un po' di confusione, va in avanti il Trissano ma i secondi passano, 2:10 da giocare ancora, da lontano Tognetti, Andrea riesce, cerca una deviazione che non c'è, quindi Beato a 2 esatti dal termine ha in mano un possesso pesante che Busani non riesce a concretizzare, bisogna giocare un po' col cronometro, sì, però farlo in maniera abbastanza oculata, abbastanza precisa. Rocca vorrebbe entrare e dire la sua, lo vediamo proprio scalpitare per questi ultimi minuti. Tiro sul primo palo, bravo Vecchi a rimanere in porta e a respingere, poi Busani, palla lontana, non troppo lontana, riesce a recuperare con un po' di fortuna, attenzione Nick Busani davanti a porta, gol di Nick Busani, terza marcatura per lui e mette sigillo a questa partita, questa vittoria con la quinta rete in campionato per Nick Busani che esulta, aveva fatto un errore, è stato fortunato a rimpossessarsi della palla e a rimanere freddo per la conclusione che consente a Scandiano l'8-5, che a questo punto salvo dovrebbe essere un risultato in cassaforte. E diciamo che questo gol toglie un po' le castagne dal fuoco, le proverbiali castagne dal fuoco, perché sappiamo benissimo che, insomma, l'abbiamo anche visto negli ultimi minuti, Trissino comunque si è proposta in avanti, prima o poi un errorino, e l'abbiamo detto, comunque una squadra che è in svantaggio e cerca di trovare il modo di accorciare, lo concede. Stavolta è stato bravo Busani a fare il lavoro di Herrera, diciamo, se vogliamo paragonare. Qui intanto la deviazione di Beato che per un po' non beffa Vecchi, però è stato bravo a concretizzare davanti al portiere e a chiudere un match che, insomma, a questo punto con Beato che sfiora anche il gol numero 9, almeno Scandiano porta a casa e porterà a casa al termine di quest'ultimo minutino che resta 3 punti importantissimi e una vittoria casalinga che può, insomma, anche dare una svolta positiva ai prossimi match, visto che comunque ci sono 2 trasferte in vista e poi la prossima si torna il 1° febbraio qui al Pallaregnani e arriverà a Modena, quindi 3 match impegnativi nel mirino e affrontarli, intanto arriva il blu per Herrero, ma affrontarli arrivandoci con una vittoria sicuramente semplifica le cose. Una doppia vittoria consecutiva, diciamo, oltre alla trasferta, quindi dà più fiducia per queste 2 trasferte consecutive che arriveranno e punti in cascina, soprattutto il sorpasso sul Trissino che comunque avrà un tiro diretto a disposizione, ci andrà Di Qui Giovanni per alleggerire un pochino il punteggio a favore di un Trissino che non ha demeritato, l'abbiamo detto, la maggiore esperienza scandianese ha fatto, diciamo, sì che Scandiano vinca questa partita, quindi in questo modo vediamo ora che parte Di Qui Giovanni, gol, alza e schiaccia, bravo a realizzare, poi esulta davanti al pubblico, comunque ha realizzato la 6ª rete, chiede di giocare, di andare avanti, giustamente, doppietta per lui, questa sera 8-6, punteggio, tanti gol abbiamo visto questa sera, partita che è stata anche divertente. Entra intanto
Riccardo Busani per questi ultimi secondi, 40 per la precisione, che Scandiano potrà andare fino al termine. Beato in possesso di pallina, quell'8-6 che proietta Scandiano davanti a Trissino nell'attesa che tutte le altre partite vengano giocate. E tanto bella palla di Busani per Beato, che non gli mette la palla giusto per tenerla, bravo qua Beato. Poi Busani, attenzione, palla dentro, ha cercato il fratello Nicolò Perricchi, qua eccesso d'altruismo anche, se lo può permettere. Scandiano in vantaggio di 2 reti, mancano 10 secondi, Scandiano che andrà a 11 punti e permetterà di questa vittoria di pensare più serenamente, come ha detto Salvatore, al proseguo del campionato. Esulta il pubblico, esultano i ragazzi di Scandiano che vincono per 8-6 grazie alla tripletta di Niccolò Busani, alla doppietta di Andrea Stefani di Santiago Guerrero, al gol di Lollo Barbieri. Per Trissino doppietta di Qui Giovanni e gol di Andrea Tognetti, Simone Ceretta, Gioele Lazzari, Edoardo Boscoro. Una partita che Scandiano vince meritatamente, migliore esperienza, più cinico negli episodi e regola un Trissino maidomo che però deve lasciare qui al Palatinani 3 punti. Salvo adesso ci si aspettano 2 trasferte, abbiamo detto, impegnative, poi ci sarà il Modena, quindi inizia veramente un tour de force per Scandiano, ma bisogna stare là in alto e quindi c'è bisogno di punti già a partire da mercoledì di Valdano. Assolutamente sì, insomma c'è anche il turno infrasettimanale, doppia trasferta contiene e Valdagno, insomma sono partite che vanno anche ben interpretate. Ripetiamo, aiuta sicuramente aver vinto 2 partite consecutive. Scandiano si presenta comunque con un buon rollino di marcia, perché tutto sommato è arrivata la sconfitta con Breganze, ma nei 6 turni, nelle 6 gare disputate, Scandiano ha sempre ben figurato, quindi comunque da un certo punto di vista un po' di fiducia c'è, aiuta sicuramente ad aumentare questa fiducia, questo tipo di vittoria. Forse da registrare un po' può esserci il lato difensivo, perché comunque sono arrivate 6 reti subite oggi, chiaro. L'ultima magari in una fase, in un momento in cui la partita era ormai chiusa, quindi comunque è un dato, ma è un dato che può anche lasciare il tempo che trova. Però, come direbbe e sicuramente come dirà coach Mariotti nel post partita, c'è ancora da lavorare, c'è ancora da crescere per Scandiano e sicuramente magari andare a affrontare 2 trasferte consecutive può avere anche questo stimolo, quello di cercare di proseguire su questa strada. Dall'altro lato Trissino, l'abbiamo detto, ha rimediato la 4ª sconfitta in altrettante trasferte, 3 vittorie. Oggi c'è tra l'altro il sorpasso in classifica di Scandiano e Dani di Trissino, ma è una squadra che ha dimostrato di non essere mai fuori dalla partita e lo ha dimostrato trovando anche nel finale la 6ª marcatura, quindi comunque va fatto un applauso agli ospiti che, nonostante la giovane, insomma, la gioventù di questo roster, si è dimostrata squadra all'altezza di questo campionato e quindi gli auguriamo comunque un buon proseguo di torneo. È tutto, Scandiano andrà a Valdagno con un po' di tranquillità per i punti ottenuti stasera. Sandro Rainieri, Salvatore Fratello, Alessandra Tirelli, Fabio e Davide vi salutano, vi danno appuntamento ai prossimi turni casalinghi per il Centro Palmer, Roro Le Rocche Scandiano. A tutti voi, buon sabato sera.